Di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera che apriamo stamani con la finestra sulle elezioni europee del prossimo 25 maggio. E la apriamo questa finestra insieme al sindaco uscente di Adro, Oscar Lancini, che credo tutti conosciate, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Lancini. Buongiorno. Che come sapete, libera a tutti. Che come sapete è candidato nella circoscrizione di nord-ovest, nord-occidentale alle prossime elezioni europee e così concludendo diciamo il suo mandato da sindaco sostanzialmente di Adro, no? Pronto? Sì, ci sente? Scusa. Lancini, ci senti? Sì, adesso sì. Ecco, dicevo, si conclude così il mandato da sindaco di Adro. Sì. Con questa candidatura alle elezioni europee e tra l'altro io credo tutti sanno e conoscono la vicenda che ha coinvolto Oscar Lancini come sindaco, tuttora indagato se non sbaglio con l'accusa di aver favorito imprese amiche negli appalti, o no? Le indagini sono concluse, adesso si passa il procedimento, il 10 di giugno ci sarà la prima udienza, ma devo essere sincero, sono tranquillo, non ho nessuna preoccupazione. Tu hai ribadito più volte, io ho la coscienza pulita. Ma ci mancherebbe, se probabilmente era un modo come un altro per ancora una volta colpire il movimento, hanno usato me, sindaco, forse qualcuno mi ha definito simbolo della Lega e quindi di conseguenza l'obiettivo sicuramente era quello. In sostanza non c'è niente per cui sono veramente tranquillo, anzi devo dire di più, devo essere sincero, così come lo sono stato nella conferenza stampa di presentazione della mia candidatura alle europee, devo ringraziare la CGIL, devo ringraziare la Procura della Repubblica perché con la pubblicità che mi hanno fatto, è vero, mi ha portato poi a questa candidatura alle europee da parte del movimento, perché è ovvio che un sindaco di 7.000 abitanti non potesse mai auspicare ad una candidatura così importante. Pronto? Sì, pronto, mi scusi, no, c'era stato un piccolo problema audio qui in studio, nel senso che sono stato io che mi sono dimenticato di chiudere il telefono. Le chiedo scusa e chiedo scusa agli ascoltatori. Ecco, dicevamo, questa vicenda naturalmente è la vicenda che tutti qui a Radio Padania conosciamo, ma non solo a Radio Padania perché ne abbiamo a lungo parlato, avrà il suo corso giudiziario, lei comunque ha già ribadito più volte la sua posizione e anche i contorni della vicenda, che rimangono diciamo così, sotto processo, no? E si vedrà. Però parliamo allora di politica e di questa candidatura alle elezioni europee, che diciamo così è un passaggio. Lei aveva una maglietta a Pontida domenica piuttosto scherzosa, mandatemi a quel paese, no? Sì, la maglietta diceva a quel paese mandiamo Lancini, c'era la bandiera della Comunità Europea e c'era il simbolo del nostro movimento con il mio nome scritto in parte, che è quello che bisogna fare, cioè sulla scheda grigia scrivere Lancini. E ha avuto anche nella conferenza stampa di presentazione della sua candidatura un pensiero, il primo, per gli indipendentisti veneti, no? Sì, era doveroso da parte mia perché è giusto, prima cosa. Secondo, perché mi sono sentito anch'io in parte colpito, come lo sono stati loro, per altre vicende, ma posso garantire che anche nel mio caso gli arresti domiciliari 21-22 giorni, di cui 18 passati facendo lo sciopero della fame, non è uno scherzo. Lo Stato quando colpisce duro, cerca di azzittire, cerca di intimorire, cerca di spaventare, cerca di utilizzare, attuare quel famoso detto, colpirne uno per educarne 100. Nel mio caso devo dire che hanno fallito e io continuerò per la mia strada, continuerò con le mie idee, continuerò a sostenere gli indipendentisti perché mi sento indipendentista forse più di quelli che sono stati arrestati e quindi facciano quel che credono. Io proseguo per la mia strada, per l'indipendenza della Padania, per la mia gente e tutelare i nostri interessi. Prima i nostri, poi anche gli altri. E questo sarà anche in Comunità Europea se sarò eletto. Ecco, a proposito di Comunità Europea, come sindaco finora lei che visione ha avuto e che idea ha avuto e ha di questa Europa?
un'Europa distorta dalla realtà dei nostri paesi, distorta dalla realtà della nostra economia, distorta dalla realtà delle nostre piccole e medie aziende, che vengono colpite e perseguitate da questo Stato attraverso le indicazioni della Comunità Europea, semplicemente perché il nostro know-how, la nostra voglia di lavorare, la nostra energia, le nostre risorse, la nostra capacità delle piccole e medie aziende, degli artigiani, dei commercianti, fa paura. E allora la vogliono distruggere, la devono distruggere questo modo di essere, di vivere la nostra comunità. Deve essere distrutto. La Germania vuole solo le grandi aziende, perché quelle si controllano, perché con quelle si fanno gli accordi. Con il piccolo commerciante, con il piccolo artigiano, quello che è l'ossatura del nostro paese, quello che è la struttura del nostro paese, quello che ha fatto diventare grande il nostro paese, con quello non riescono. E allora lo devono distruggere attraverso le banche, lo devono distruggere attraverso le grandi aziende, le lobby internazionali. Deve essere tutto azzerato. Lei ha avuto parole abbastanza pesanti anche per la Germania, no? La Germania ha rotto le scatole, ha detto in conferenza stampa l'altro giorno. In che senso? Ma sì, ma è vero, la Germania ha rotto le scatole, la Germania è prepotente, la Germania la Comunità Europea sta usando l'euro per crescere a scapito di tutti gli altri paesi che fanno parte della comunità. L'esempio è la Grecia. La Grecia l'ha messa a ferro e fuoco, non gliene è fregato niente della popolazione, dell'economia di quel paese, pur di recuperare i loro crediti. E così non va, perché la stessa fine la facciamo noi. Forse qualcuno non si è ancora reso conto che la strada che abbiamo intrapreso è quella. In Grecia non ce lo dice nessuno che assaltano i supermercati perché hanno fame, non per rubare alle casse, ma hanno fame. E io non voglio che la mia gente arrivi a questo punto. E quindi bisogna cambiare musica, lì bisogna andare lì con determinazione, con decisione, con autorevolezza e picchiare i pugni sul tavolo, così non va. Bene, se qualcuno vuole intervenire, abbiamo qualche minuto ancora fino alle ore 11, può farlo chiamandolo 02 66 20 35 29. Con noi c'è Oscar Lancini, sindaco uscente di Adro, candidato alle prossime elezioni europee nella circoscrizione nord-occidentale. Le telefonate le accogliamo subito. Intanto però vorrei chiedere a Oscar Lancini anche un altro aspetto della vicenda, o meglio, le elezioni europee in questo quadro qui rimangono le uniche, quasi le uniche, insieme naturalmente a quelle per i comuni, finora, finché non aboliranno anche i comuni, perché la strada mi sembra un po' quella lì, di limitare al massimo le autonomie locali, le cosiddette autonomie locali come si chiamavano una volta, e rimangono appunto l'unico ambito nel quale si può ancora votare esprimendo preferenze, quindi con un certo grado di democrazia, mettiamola così, no? E anche questo ha ricordato lei l'altro giorno, dicendo qui si raccolgono le preferenze e si può anche capire il gradimento del territorio per un certo candidato, no? C'è una cosa che sembra ormai abolita, perché hanno inventato le province, hanno chiamato abolizione delle province quello che invece è praticamente la trasformazione delle province in qualcosa di non eletto dai cittadini. Sì, è un'altra delle vergogne del nostro paese, del nostro Stato. Un cittadino non può esprimere la preferenza del candidato perché i partiti si vanno a ripartire all'interno della graduatoria dei loro ambiti di competenza, diciamo così, i nomi dei candidati stessi. È assurdo. Io sono stato eletto per 2 volte, per 10 anni, ho fatto un mandato del sindaco, il cittadino esprime la sua preferenza, il cittadino nell'elezione diretta del sindaco ha una figura di rappresentanza, ha una persona per la quale dice vado da quella persona e chiedo a quella persona conto di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. E la stessa cosa deve essere per chi viene eletto, che venga eletto all'europeo, che venga eletto alle politiche. Ci deve essere la persona di riferimento, non che questo qua il giorno dopo cambia la casacca perché gli torna comodo alle sue tasche e va in un'altra parte politica. Questo non esiste, non può esistere una cosa di questo genere. Ecco perché io ho detto mi piace questa sfida. È sicuramente qualcosa di molto ambizioso, è vero, perché la Comunità Europea, il collegio è enorme, io non ho grandi risorse per poter battere a tappeto tutto il territorio, però credo che il mio nome sia abbastanza conosciuto, è vero. Io sono abituato a dire quello che faccio e a fare quello che dico e non ho altri termini, non ho mezze misure, però dico è importante che la gente possa esprimere attraverso la votazione il candidato.
uno quando scrive il nome di quella persona significa che ha instaurato con quella persona un rapporto fiduciario che non è legato solo al movimento. Il sindaco quando viene eletto e passa per il paese e incontra il cittadino se non è contento non glielo manda a dire, glielo dice chiaro e tondo sul muso: guarda che avevi detto che chiudevi quella buca là, non l'hai ancora chiusa, la buca è pericolosa, è ancora aperta, non scappi da lì. Non è il parlamentare che una volta eletto non lo si vede più, addirittura cambia la casacca e salta in un'altra parte politica. Ecco perché ho detto mi piace questa sfida, l'ha fatto volentieri, voglio pesare, verificare quello che è stato il mio operato di sindaco per 10 anni, se veramente, così come è stato per il mio paese, perché dal 47% di preferenze siamo passati al 62% nel secondo mandato e mi auguro che raggiungeremo il 70% in questo terzo mandato elettorale pur cambiando il sindaco, è vero, voglio verificare se anche il resto del paese, della Padania, ha capito qual è stato il lavoro che abbiamo fatto noi. Non solo di semplice pura amministrazione, perché amministrare bene ci vuole solo il buonsenso del padre di famiglia, ma amministrare bene e fare scelte leghiste è un'altra cosa. Non è sufficiente essere bravi ad amministrare, ci vuole ideologia, l'ideologia dobbiamo metterla in pratica. Intanto abbiamo due telefonate, due ascoltatori in linea, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. Buongiorno, Padania Libera, sono Massimiliano Dellusco. Ascolti, a me, innanzitutto voglio congratularmi con Lancini perché ce ne fossero tanti come lui con tutto quello che ha fatto e con tutto quello che ha passato, pane e pane, vino il vino. Però io adesso sono in autostrada, ascolta Lancini, sono in autostrada e sto andando a Venezia. Davanti a me ho una colonna interminabile di camper con la bandiera italiana, sono gli alpini del nord con scritto Monte Campione. A me è già venuto un po' un colpo al cuore. Ma come si fa, vedi come siamo un po' stupidi noi del nord, ma come si fa a essere alpino, che è uno dei corpi d'elite nostri del nord, e andare in giro con questa bandiera quando questo Stato ha eliminato tutte le brigate alpine, la Giulia, la Tridentina, li ha eliminati tutti. Ora, secondo te io devo portare come esempio questa bandiera? Io non ci capisco più. No. C'è un'altra telefonata. In un'altra maniera. Passiamo anche l'altra chiamata, però altrimenti l'attesa si fa lunga. Pronto? Salve, Roberto da Treviso. Buongiorno. Niente, io volevo dire al sindaco di Adro che lui è stato uno dei primi a provare cosa vuol dire il terrorismo fatto dalla Repubblica Italiana quando uno fa qualcosa di bene, come è successo ai venetisti. Per chiuderti la bocca cosa fanno? Ti mettono in galera, ti tengono lì fin quando passano le cose che devono passare, dopo che ti lasciano, perché noi siamo dell'idea che anche i venetisti li hanno messi dentro semplicemente perché c'era il presupposto che facessero una lista elettorale e poi potessero intrecciare qualcun altro. In questo momento qui l'Italia è questa, noi dobbiamo sempre lottare per rimanere, cercare di star fuori dall'Italia, ma anche secondo me anche da fuori dall'Europa, perché c'è uno squilibrio in Europa sia monetario che di lavoro, che di tutto quanto, che non si può andare avanti così. Non è possibile che in Polonia costano 7 euro l'ora e noi costiamo 27. Dove andiamo noi? Come facciamo a essere competitivi nonostante tutte le nostre bravure che abbiamo, la nostra eccellenza italiana? C'è uno squilibrio, bisogna pareggiare tutto, o si va fuori dall'Europa o è inutile da buttare batta di pugni sui tavoli lì, non risolvi niente con loro, tanto chi comanda è sempre chi ha i soldi. Ti ringrazio, ciao, grazie. Bene, a tutte queste considerazioni ne aggiungo un'altra, Lancini, prima di salutarci, che ha a che fare con il ruolo del Parlamento europeo e con le decisioni da prendere, perché è chiaro che forse stavolta, per la prima volta, le elezioni europee sono precedute da una campagna elettorale nella quale per la prima volta, da che mi ricordi io, si parla di qualcosa che ha a che fare veramente con l'Europa, cioè la moneta unica, il fatto se la moneta unica sia sostenibile o non sostenibile, gli squilibri che ha generato, le ricette che, come lei ricordava prima, sono state adottate sotto la regia della Comunità Europea insieme al Fondo Monetario per i cosiddetti aiuti, che poi aiuti non sono, ma sono aiuti alle banche sostanzialmente, che sono andati ai paesi in difficoltà tipo la Grecia. Insomma, per la prima volta si parla di questioni che riguardano l'Europa, però le decisioni sono ancora governative, cioè abbiamo visto ieri un piccolo esempio, la Francia dice questa moneta non ci piace troppo, l'euro in questa fase, perché è sopravvalutata, essendo troppo forte
danneggia le nostre imprese, la nostra esportazione. E se lo dicono i francesi, lo possono dire, credo, 100 volte di più gli italiani, e soprattutto gli italiani del nord, che hanno il settore produttivo più competitivo d'Italia, no? Quindi, però la questione viene risolta dai governi, casomai, opposta dai governi. Le chiedo questo: un Parlamento europeo, per quanto sia stato rafforzato recentemente nelle sue competenze, soprattutto di veto, per dire la verità, non propositive, ma comunque un Parlamento europeo, che potere avrà di porre queste questioni in sede europea? O al contrario sono questioni che soltanto i governi dei singoli paesi possono porre concretamente? C'è qualcuno che addirittura ipotizza che possa essere la Germania addirittura a lasciare per prima la baracca dell'euro nel momento in cui, chiedo scusa per la definizione baracca, però insomma nel momento in cui si manifesta sempre più come una baracca anche dal punto di vista dei tedeschi, i quali, se dovessero prevalere le politiche per esempio sostenute da non pochi, che dicono bisogna fare uno stato vero di questa Europa, bisogna fare solidarietà, bisogna mettere i debiti dei vari paesi in comune, bisogna fare gli eurobond, cioè emettere titoli di Stato che siano però di uno Stato europeo. Su tutte queste cose la Germania dice no, perché vuol dire mettere insieme i debiti, vuol dire farsi carico dei debiti altrui. E a questo punto sono i governi che devono scegliere, secondo lei, o il Parlamento conta qualcosa con le prossime elezioni? Il Parlamento europeo, naturalmente. Sì, sì, secondo me devono essere i cittadini a scegliere, neanche i governi, perché penso che la cosa più giusta da fare sia quella di indire un referendum e il cittadino deciderà se rimanere in questa euro che ci ha portato alla desolazione come siamo oggi, che ci ha portato alla rovina, che ci ha portato a tornare a anni che non avremmo mai pensato di rivivere, è vero, anni brutti per l'economia del paese e quindi di conseguenza per le famiglie. La gente deve decidere, deve essere l'Europa dei popoli, non dei poteri forti, non dei governi che decidono perché hanno la voce in capitolo in termini di economia. Lo credo bene che la Germania vuol continuare con questa politica dell'euro forte, è l'unica che sta guadagnando, ma io sono lì per la Germania, pur facendo parte per la comunità europea, o sono lì per il mio popolo, per il mio paese? E quindi di conseguenza, se non ce lo fa lo Stato, perché lo Stato viene ricattato dalle banche, viene ricattato dall'Europa e quant'altro, devono essere i cittadini. Date la parola ai cittadini, facciamo un referendum democraticamente, decide il popolo. E questa è una cosa. L'altra cosa, alpini, bandiera italiana, gli alpini fanno parte, come ha detto la persona che è intervenuta prima, fanno parte del popolo del nord. Io prima di vedere la bandiera del nostro paese vedo il popolo, vedo la gente, vedo i nostri alpini. È vero che li hanno massacrati, che stanno riducendo il corpo, che stanno cercando di cancellarlo e quant'altro, ma quello che hanno nel cuore gli alpini quando si trovano è la voglia di stare assieme per il nostro paese. E il nostro paese degli alpini è il nord, sono le nostre montagne, non è il mare. Allora teniamo duro in questi che sono ideali, perché sono ideali importanti. Sono logiche importanti queste che non riescono, pur cancellando il corpo, non riusciranno mai a cancellare l'alpino, perché l'alpino è un modo di vivere, un modo di essere, l'alpino è altruista, lo vediamo in tutte le amministrazioni, lo vediamo dove ci sono gli alpini nel paese, gli alpini aiutano tutti. E questo modo di essere e di vivere non lo cancellano togliendo il corpo. Certo, man mano che si va avanti probabilmente si ridurranno il numero, sicuramente. Probabilmente ha fatto anche paura il corpo degli alpini a questo Stato, perché quando si concentra una potenza in termini militari ed è probabilmente ostica nei confronti di uno Stato che è concentrato invece nel potere del Sud, perché non dimentichiamolo che la maggior parte dei parlamentari che abbiamo non sono del Nord, altrimenti forse certe cose non sarebbero successe. Ecco che allora è chiaro che fa paura. Ma noi dobbiamo guardare i nostri ideali, dobbiamo tenere alta la penna dell'alpino, perché l'alpino è del nord, l'alpino vive nelle nostre terre, conosce le nostre terre, conosce le nostre logiche, conosce la nostra economia, conosce la nostra tradizione, conosce la nostra cultura. L'alpino è da valorizzare, anche quando porta quella bandiera lì, che forse offende più lui prima che non tutti gli altri cittadini del nord.
Bene, allora noi salutiamo Oscar Lancini, sindaco uscente di Adro, candidato alle prossime elezioni europee per la Lega Nord nella circoscrizione nord-ovest. Buona campagna elettorale, in bocca al lupo Lancini, grazie. Ecco un'altra cosa se posso. Prego. Scheda grigia, Lancini, bisogna scriverlo, non solo barrare il simbolo. E mandarlo a quel paese, giusto? Perfetto, padagna libera. Salute a Oscar Lancini. E adesso T2. Di elezioni europee parliamo di nuovo tra poco con la performance di un candidato, un altro candidato che si esprime in lingua milanese. Oddio, per la verità dire si esprime in lingua milanese è un po' troppo, però prova diciamo a esprimersi in lingua milanese su suggerimento del pubblicitario Klaus Davi, che è il pubblicitario molto spesso presente come ospite in TV, specialmente su Rai 1, se non sbaglio alla domenica in Di Giletti è ospite fisso il pubblicitario Klaus Davi, che ha anche un suo canale internet dove intervista vari personaggi, oltre che fare naturalmente il suo lavoro principale, cioè quello di produrre roba pubblicitaria per i più diversi clienti, compresi i politici, come in questo caso il sindaco di Agrigento, sindaco del PD e uno delle nuove leve renziane, Marco Zambuto, il quale, su suggerimento del pubblicitario Klaus Davi, ha fatto uno spot tentando di parlare in milanese, come sentiamo dopo. Intanto però a proposito di cose da dire molto velocemente, perché nell'ultima parte della trasmissione, nell'ultimo quarto d'ora, per completezza, mandiamo anche il dibattito con ospiti politici che abbiamo iniziato ad ascoltare ieri, in conclusione di quella giornata del 12 aprile scorso a Roma, per il convegno Un'Europa senza euro, organizzato dal professor Alberto Bagnai e dall'associazione Asimmetrie. Vi ricordo che potete sentirlo tutto e vederlo. La registrazione audio-video è disponibile sul sito asimmetrie.org ed era stata una giornata molto interessante per la varietà e la quantità, oltre che la qualità degli ospiti intervenuti. E comunque sentiremo l'ultima parte, l'ultimo spezzone del dibattito con gli ospiti politici. Intanto però stamani abbiamo parlato di stipendi degli ambasciatori e dei diplomatici, stipendi pazzescamente alti, perché alla fin fine abbiamo visto, grazie anche all'analisi del professor Roberto Perotti, peraltro l'articolo che oggi compare sul Sole 24 Ore e che parla proprio degli ambasciatori, dei numeri, degli stipendi, delle indennità, delle buste paga dei diplomatici, con ben 4 elementi: lo stipendio metropolitano, l'indennità di servizio all'estero, l'assegno di rappresentanza e altri benefit. Tutto ciò entra nello stipendio finale mensile dei diplomatici italiani e degli ambasciatori. Quest'articolo è una versione condensata di un ebook scaricabile gratuitamente dal sito lavoce.info, che è il sito degli economisti guidato da Tito Boeri.
E comunque la tabella che compare oggi a pagina 25 del Sole 24 Ore è piuttosto eloquente, e c'è anche un confronto fra quanto prendono di stipendio i diplomatici italiani e quanto prendono gli analoghi diplomatici, gli omologhi diplomatici tedeschi. Il confronto è impietoso, ma soprattutto il confronto non tiene conto di un'altra voce che compone lo stipendio dell'ambasciatore, vale a dire appunto l'indennità di rappresentanza. L'indennità di rappresentanza dovrebbe essere usata per una serie di spese che di solito però invece sono pagate a parte da noi contribuenti, sono pagate a parte dall'amministrazione del Ministero degli Esteri, quindi i taxi, i noleggi di vetture, i viaggi di servizio, anche le multe perfino per divieto di sosta prese dall'ambasciatore, dai coniugi, dai figli e via dicendo, vengono pagate per solito, scrive il professor Perotti, dallo Stato italiano, dal Ministero degli Esteri a parte. In teoria invece l'indennità di rappresentanza servirebbe a pagare una serie di spese che per solito gli ambasciatori non pagano. Questo cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire che un diplomatico senza coniuge e senza figli, perché altrimenti ci sono altri oboli che giriamo al diplomatico, il diplomatico senza coniuge e senza figli mediamente cosa porta a casa? Lo stipendio metropolitano netto, che sono intorno ai 5.000 euro, dipende dalle sedi. A Parigi sono 5.385, al Cairo sono 4.450, comunque mediamente sono 5.000 euro circa di stipendio metropolitano netto al mese. Poi c'è l'indennità di servizio all'estero, che anche in questo caso è variabile. Chi va a Washington porta a casa 19.220 euro al mese, chi va a Parigi 15.000. Mediamente si tratta di 17.324 euro che si sommano ai 5.000 dello stipendio metropolitano netto. Il compenso totale quindi va a 22.179 euro al mese, naturalmente. Però c'è l'altra voce, l'indennità di rappresentanza. A quanto ammonta mediamente, sempre, perché ci sono grosse differenze fra i 20.840 euro al mese dell'ambasciatore a Washington e dei diplomatici a Washington e quello di Parigi 12.900. Mediamente stiamo parlando di 11.098 euro. Per cui se uno guarda la tabella del Sole 24 Ore di oggi, cosa ne deduce? Che intanto fra indennità di servizio e stipendio metropolitano l'ambasciatore prende 22.179 euro al mese. Dopodiché c'è l'indennità di rappresentanza e sono altri 11.098 euro. Il totale supera ampiamente i 33.000 euro al mese, cioè ben più di 1.000 euro al giorno, compresi sabato e domenica. Rispetto invece ai 9.416 euro mediamente, che è il compenso netto totale di un ambasciatore tedesco in qualsiasi altro paese del mondo. Quindi abbiamo 33.000 euro in realtà dell'ambasciatore italiano contro i 9.400 dell'ambasciatore tedesco. Solo che il rapporto fra Italia e Germania, fra ambasciatore tedesco e ambasciatore italiano, il Sole 24 Ore lo fa senza considerare l'indennità di rappresentanza, senza considerare cioè gli 11.098 euro medi, il che porta a fare il rapporto fra i 9.400 euro, che sono il compenso netto totale dell'ambasciatore tedesco, e gli 22.179, che sono il compenso totale dell'ambasciatore italiano, ma senza l'indennità di rappresentanza, che dovrebbe essere spesa per una serie di spese. Di solito non lo è, e quindi in realtà sono soldi in più che vanno nelle tasche del suddetto ambasciatore, del suddetto diplomatico italiano. Quindi il rapporto reale è tra 9.416 euro dell'ambasciatore tedesco e i 33.000 e oltre dell'ambasciatore italiano. Quanto alle spese complessivamente del Ministero degli Esteri, c'è la leggenda che il Ministero degli Esteri italiano spenda meno dei ministeri degli esteri degli altri paesi. Questa leggenda è appunto una leggenda, dice il professor Perotti nella sua ricerca. Perché? Perché se guardiamo alla spesa rispetto al prodotto interno lordo, l'Italia spende sostanzialmente come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, poco meno, spende molto poco meno, e in realtà questi sono paesi, scrive Perotti giustamente, che un ruolo internazionale e anche storico ce l'hanno, mentre l'Italia a livello mondiale è una potenza del tutto trascurabile. Quindi non è vero che il nostro Ministero degli Esteri
costa meno di quello degli altri paesi europei. E poi c'è un'ultima questione: ma su tutto questo mondo non dovrebbe calare la mannaia della spending review, cioè il taglio della spesa? Ebbene, qua bisogna fare parecchia attenzione, perché è vero che, come a tutti i settori dell'amministrazione pubblica, anche al Ministero degli Esteri è stato chiesto di partecipare alla riduzione della spesa pubblica. In un'audizione al Senato dello scorso 3 aprile 2014, la ministra degli Esteri, Federica Mogherini, ha annunciato risparmi per 16 milioni nel 2014, 42 nel 2015, 52 nel 2016, totale 108 milioni. Va detto che non è mai stato specificato se i 52 milioni del 2016 sono in aggiunta a quelli del 2014 e del 2015 o se sono i risparmi totali nel 2016. In ogni caso tutto questo è irrilevante, scrive il professor Perotti, perché i risparmi di spesa effettivamente documentati sono minimi, secondo i calcoli del professor Perotti, 6 milioni e mezzo, e quindi c'è il sospetto che nella cifra di 52 milioni da risparmiare siano stati inclusi anche gli aumenti di entrate. Ma l'aspetto più interessante delle proposte di riforma avanzate dai funzionari del Ministero degli Esteri è che sembrano fatte apposta per non toccare minimamente i privilegi dei dirigenti e in particolare dei diplomatici. Il decreto legge 95/2012, governo Monti, chiedeva di ridurre gli uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato almeno del 20%. Il Ministero degli Esteri riuscì a convincere il Dipartimento della Funzione Pubblica a esentare da queste riduzioni, cioè a non ridurre niente, in 127 ambasciate, 9 rappresentanze permanenti e 9 consolati. Alla fine la pianta organica dirigenziale è stata ridotta da 1120 unità a 1019, molto meno del 10%, ma nessun personale diplomatico perde il posto, perché i diplomatici in servizio sono rimasti tali e quali. Cioè, in poche parole, la spending review del governo Monti sul Ministero degli Esteri non si è esercitata, e anche la proposta di riforma dello stipendio del quattrino, che come abbiamo visto è elevatissimo, senza paragoni. Gli stipendi dei diplomatici italiani sono esageratamente alti rispetto a quelli degli altri paesi europei. Anche la proposta dunque di riforma della paga del quattrino sembra fatta per salvare il portafoglio dei diplomatici, perché niente dimostra meglio questa impostazione dell'affermazione di un alto dirigente del Ministero a una recente riunione con le rappresentanze sindacali. La capienza attuale del capitolo dell'ISE, che è l'indennità di servizio all'estero, quella che consente all'ambasciatore di mettersi in tasca mediamente 17.000 e passa euro al mese, è di 294 milioni. Tolti i 16 milioni e mezzo di rappresentanza sono 280 milioni, una cifra che attira l'attenzione di tutti che vogliono tagliare, va spacchettata e ridotta a più voci meno corpose. Attenzione, perché questa qui sembrerebbe una cosa oscura, invece è chiarissima. Cosa hanno detto i dirigenti del Ministero degli Esteri e i diplomatici per evitare che fosse tagliato il loro stipendio? Hanno detto spacchettiamo, cioè dividiamo questa somma in tante voci diverse. Questo è un aspetto molto interessante, perché così si rispetterà formalmente il tetto dei 238.000 euro di cui ha parlato Renzi come tetto massimo. Questi cosa si sono inventati? Si sono inventati che spacchettano, cioè dividono la loro retribuzione in maniera tale che ci sono 5-6 voci, le altre vengono fatte passare come rimborso spese, una rimane lo stipendio e su quella arriviamo a 238.000 euro. Poi in soldoni prenderanno gli stessi soldi di prima, non ci sarà nessun taglio. Perché? Perché le altre 4 o 5 voci di cui si comporrà il totale non saranno più catalogate come stipendio, saranno catalogate come rimborsi spese e quindi non rientreranno nel tetto dei 238.000 euro, che è una discreta furbata, anzi una furbata bella e buona per salvare stipendi stratosfericamente più alti di quelli dei loro omologhi europei. A proposito sempre di notizie, cito velocemente un'altra questione, perché stamattina abbiamo anche letto, oltre a questa storia dei faraonici incredibili stipendi del personale diplomatico italiano, abbiamo letto anche un'altra notizia che ha a che fare invece con una
direzione di marcia del governo Renzi per quanto riguarda politica estera e politica industriale, se vogliamo chiamarla così, ovvero una sorta di alleanza con la Cina. Da questo punto di vista c'è da segnalare anche un articolo del Secolo XIX di Genova di stamani che ha a che fare con una società, l'Ansaldo, che è stata società di Finmeccanica, che è stata al centro di attenzione anche per altri motivi recentemente, anche per il suo indotto naturalmente occupazionale. Ebbene, secondo quel che racconta oggi il Secolo XIX di Genova, molto presto ci sarà un socio cinese nella Ansaldo, che attualmente è detenuta all'85% dal Fondo Strategico Italiano, che poi significa Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta significa Ministero del Tesoro e fondazioni bancarie, e per l'altro 15% direttamente da Finmeccanica, totalmente posseduta dal Ministero del Tesoro. Dunque Renzi starebbe preparando l'annuncio di un socio cinese per l'Ansaldo dopo la bocciatura dell'operazione concepita dal Fondo Strategico Italiano, cioè dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il partner per l'azienda dell'energia, il partner cinese per l'Ansaldo, avrebbe una quota sotto il 50%, ma la firma non c'è ancora. Quindi un nuovo socio straniero, per la verità cinese, per l'Ansaldo Energia. Sarebbe questo il piatto forte della visita del premier Renzi a Genova, programmata per domani ma non ancora ufficializzata. L'annuncio che per la società genovese è stato individuato un partner industriale di peso che affiancherà il Fondo Strategico Italiano di Cassa Depositi e Prestiti, oggi socio di maggioranza con l'85%, mentre il 15% è rimasto a Finmeccanica. Una mossa programmata da tempo per la società genovese nel momento in cui si assiste a una forte concentrazione del settore energia, con General Electric in rotta sulle attività energetiche della Alstom francese. Ma su Genova c'è da fare anche un altro discorso, che ci riconduce peraltro in parte ad Alitalia, perché il padrone è lo stesso, cioè gli Emirati Arabi, e che riguarda la Piaggio. Abbiamo dato conto l'altro giorno delle questioni relative alla Piaggio. Per mantenere a Sestri la produzione gli operai sono scesi in campo e il presidente della regione Lombardia, Burlando, ha cercato di coinvolgere il governo. Piaggio e Alitalia una stessa partita. Perché? Perché il socio in questione è sempre lo stesso, gli Emirati Arabi, e l'uomo da convincere si chiama Khaldun Al-Mubarak. L'impresa è difficile. Lo sceicco di Abu Dhabi è il Chief Executive Officer del fondo Mubadala, il quale in Italia non gioca soltanto la partita della Piaggio Aero, c'è anche la questione di Etihad, la compagnia aerea degli Emirati Arabi, alla quale il governo vorrebbe tanto vendere l'Alitalia. Ed è stato proprio Al-Mubarak a incontrare lo scorso febbraio il premier Renzi, dove? A casa di Luca Cordero di Montezemolo, perché tra l'altro gli sceicchi sono anche nelle quote azionarie di Ferrari e proprietari del Manchester City. Il quadro di fronte al futuro degli operai della Piaggio di Sestri Ponente è un po' più complesso della singola vertenza dello stabilimento genovese di Piaggio Aero. Ma questo può essere anche un'arma a loro favore, scrive oggi il Secolo XIX di Genova. Perché? Perché il coinvolgimento del governo può essere decisivo anche per il mantenimento a Genova di un sito produttivo. Quindi anche gli operai della Piaggio stanno a guardare non solo la trattativa e la questione della Piaggio Aero di Sestri Ponente, ma come andrà a finire in Alitalia, perché il padrone è lo stesso, cioè sempre il fondo di investimenti degli Emirati Arabi, il fondo Mubadala, guidato dallo sceicco di Abu Dhabi Khaldun Al-Mubarak. Infine, sempre da Genova, va ricordato che oggi si commemora la tragedia di un anno fa al Molo Giano, dove 9 persone morirono nell'impatto causato dalla Jolly Nero, la portacontainer della compagnia Messina che era in uscita dal porto. Oggi Genova ricorda e riabbraccia i familiari dei ragazzi che la sera del 7 maggio del 2013 si trovavano nella torre pilota abbattuta dalla portacontainer Jolly Nero. Sergio Basso, 50 anni, operatore radio dei rimorchiatori; Maurizio Potenza, 50 anni, operatore radio dei piloti; Michele Robazza, 44 anni, pilota del porto; i militari della Capitaneria Francesco Cetrola, 38 anni, Daniele Fratantonio, 29, Davide Morello, 33, Giuseppe Tusa, 30, Marco De Candussio, 39,
Giovanni Iacoviello 35. Genova li ricorda oggi con una messa, una mostra, una fiaccolata, un faro verso il cielo e il suono delle sirene delle navi. Alle 10:30 nella cattedrale di San Lorenzo a Genova sarà celebrata la funzione in memoria delle vittime, officiata dall'arcivescovo di Genova Bagnasco e dall'ordinario militare per l'Italia Monsignor Marcianò. Saranno presenti il comandante generale delle capitanerie, l'ammiraglio Angrisano, il capo di Stato Maggiore della Marina De Giorgi e le autorità cittadine. I parenti delle vittime continuano a chiedere che sia fatta giustizia. Ci rimane poco tempo, ma adesso torniamo alle questioni europee. Alle questioni europee intanto con Joseph Stiglitz, studioso americano, economista, premio Nobel per l'economia, che ha tenuto ieri un discorso all'Università Luis di Roma, l'Università della Confindustria. Il presidente di Confindustria ieri è sceso in campo per consigliare agli italiani di votare per l'Europa e non per gli eurodemolitori. Ha detto Squinzi, presidente di Confindustria, che di solito la Confindustria non dà indicazioni di voto esplicite, ma lui stavolta fa un'eccezione perché evidentemente c'è un bene superiore da tutelare e questo bene si chiama Europa, Unione Europea. Quindi mi raccomando, votate per l'Unione Europea e non per gli eurodemolitori. La cosa abbastanza singolare è che proprio ieri nella sua università, l'Università di Confindustria, la LUIS di Roma, ha tenuto una lezione Joseph Stiglitz che ha detto che l'euro è stato il più grande errore dell'Europa, ma il problema principale non è nella struttura dei singoli paesi come l'Italia, ma nella struttura stessa della zona euro, ha detto Stiglitz. E oggi ne dà spazio in prima pagina il quotidiano L'Indipendenza, il quotidiano online diretto da Gianluca Marchi. Il giudizio di Stiglitz dunque è questo: il problema non sono i singoli paesi, il problema è la struttura della zona euro, della cosiddetta eurozona. Quello spazio, cioè virtuale, ma molto pratico nei suoi riflessi concreti, quotidiani, che è l'insieme dei paesi della moneta unica. Stiglitz ha parlato appunto ieri a Roma nel corso di una lezione all'Università di Confindustria, ha detto che oggi in molte parti dell'Europa si celebra la fine della recessione. Secondo alcuni questo dimostrerebbe che l'austerità, le ricette della Troica funzionano. Questo invece non significa che ci sia una ripresa vera. Quando ero capo economista alla Banca Mondiale, ha ricordato Stiglitz, ci era stato detto di non utilizzare i termini recessione e depressione, perché erano deprimenti, ma oggi l'Europa, ha detto ancora Stiglitz, deve rendersi conto che alcuni paesi sono in depressione e solo la Germania ha un PIL pro capite superiore a quello pre-crisi, mentre in Grecia la riduzione del prodotto interno lordo è stata del 30%. Per lo studioso si tratta di un vero fallimento dell'economia di mercato, perché perfino negli Stati Uniti il reddito medio oggi è più basso di 25 anni fa. In qualsiasi altro contesto, ha detto Stiglitz, la crescita tedesca sarebbe considerata ridicola, perché stiamo parlando di un più 0,63% in media negli ultimi 5 anni. Peraltro, la performance della stessa Germania è scadente se consideriamo che la sua crescita è basata sull'avanzo dei conti e quindi non può essere emulata a livello mondiale. Avrei bocciato gli studenti che mi avessero sottoposto analisi come quelle presentate dalla Troica nei paesi europei in crisi, dice Stiglitz. La Troica, anziché riconoscere gli errori, ha incolpato le vittime, eppure erano loro, i loro modelli, a essere sbagliati. La loro idea di contrazione espansionistica è un errore. Contrazione espansionistica è chiaramente un ossimoro, una cosa che non sta in piedi. Così l'Indipendenza mette in primo piano le parole di Stiglitz ieri a Roma, ma l'Indipendenza mette in primo piano anche un'altra questione: soldi, servizio di pulizia, biancheria e abbigliamento, Alfano fa tutto per i clandestini. L'Indipendenza, il quotidiano di Gianluca Marchi, mette in prima pagina una circolare, un documento che una prefettura italica ha diffuso agli amministratori locali su disposizione del Ministero dell'Interno, cioè in ultima analisi su disposizione del ministro Alfano. Ci sono i dettagli del trattamento che l'Italica Repubblica alla deriva garantisce con l'operazione Mare Nostrum ai clandestini che arrivano sulle coste italiane. Non c'è molto da aggiungere, scrive l'Indipendenza, anzi non c'è proprio nulla da aggiungere,
soltanto che un nostro concittadino povero, indigente, tutte queste attenzioni le vede col binocolo. Perché? Perché si tratta di una lettera scritta dal prefetto, appunto, ai sindaci in questo caso e ai commissari straordinari dei comuni delle province di Sassari e di Olbia, Tempio Pausania, in Sardegna. Il prefetto in questione scrive a sindaci e commissari straordinari dei comuni delle province sassaresi e di Olbia Tempio che di seguito alla precorsa circolare in materia si comunica che il Ministero dell'Interno, con circolare in data 20 ultimo scorso e che si allega in copia, ha annunciato che verranno a brevissimo termine inviati nella provincia, in questo caso di Sassari e di Olbia Tempio, numero 40 migranti, oltre ad ulteriori 40 che si prevede di inviare successivamente, giunti nelle nostre coste sugli ultimi giorni e ai quali dare ospitalità fino al 30 giugno 2014 al massimo. Ciò stante, scrive il prefetto, si invitano le signorie loro a volersi attivare perché possano essere individuate strutture anche alberghiere in grado di dare ospitalità a tali migranti, invitando i responsabili a porsi in contatto con la scrivente, il prefetto. Si precisa, come meglio evidenziato nello schema di convenzione da stipularsi con le strutture individuate, che pure si allega, lo schema di convenzione, che dovranno essere assicurati a tali migranti, oltre a vitto e alloggio, ulteriori prestazioni, tra cui la gestione amministrativa, l'assistenza generica, il servizio di pulizia, la fornitura di biancheria e abbigliamento, prodotti per l'igiene, una cifra pocket money di 2,5 € al giorno, una tessera ricarica telefonica di 15 € all'ingresso e un corrispettivo massimo di 30 € al giorno più IVA a persona. Si precisa che eventualmente alcune di queste clausole, fatte salve quelle inerenti al corrispettivo massimo giornaliero, potrebbero essere modificate rispetto a quelle indicate nello schema nel caso ne venga prospettata la necessità dagli interessati, cioè evidentemente sono clausole soggette a ulteriori modifiche. Base 30 € al giorno più IVA più tutto il resto. C'è poco da aggiungere, scrive il quotidiano L'Indipendenza, mettendo a disposizione dei lettori la fotocopia in PDF di questa comunicazione del prefetto ai sindaci. Mentre, sempre rimanendo alle cose di primo piano di oggi, va citato anche l'articolo di Matteo Borghi sul quotidiano L'Intraprendente, il giornale di opinione dal nord diretto da Giovanni Sallusti, sulle dichiarazioni di Grillo in uno degli ultimi suoi comizi, anzi a Cagliari, per rimanere in Sardegna. Il dittatore pentastellato, lo chiama L'Intraprendente, in un comizio a Cagliari riscrive la storia e dice che il comunismo era bellissimo, a parte la sua attuazione pratica, denigrando il capitalismo come antidemocratico ed esaltando il socialismo reale, che era giusto, ma è stato applicato male. Il vecchio refrain, scrive Matteo Borghi sull'Intraprendente, un refrain col quale la sinistra ha coperto i peggiori crimini del Novecento. E sempre sull'Intraprendente, l'articolo di Renato Besana sull'ultima invenzione di Pisapia a Milano, l'orto al Duomo, una boiata pazzesca secondo Besana. Il vivaio, brutto, presuntuoso e ideologico, rispecchia la giunta che l'ha voluto, ostinata nel non rispettare la vera natura di Milano. La capitale economica della moda italiana, a un passo dal triangolo della moda, di fronte alle guglie, mieterà il grano. E la prima e ultima volta che a Milano si piantarono vegetali commestibili in piazza Duomo fu durante la seconda guerra mondiale. Erano gli orti di guerra, una trovata propagandistica con cui il regime fascista cercava di rispondere alla penuria di generi alimentari. Oggi il triste ricordo ritorna, riciclato dal furore ambientalista della giunta arancione, che nelle aiuole sta mettendo a dimora grano, avena, segale e orzo, proprio come negli anni terminali del ventennio, con l'aggiunta civettuola di essenze aromatiche da cucina. La soprintendenza ha concesso il proprio benestare, ma solo fino al termine dell'Expo. E un grande architetto come Cini Boeri, madre di Stefano Boeri, l'ex assessore, ha espresso giudizi sprezzanti. Siamo vittime dell'improvvisazione, ha detto l'architetta Boeri al Corriere della Sera. Certe povere idee dovrebbero far ridere e invece qualcuno le prende sul serio. Volete mettere invece magari qualcosa di più intelligentemente tecnologico e moderno in Piazza del Duomo, visto che Milano non è che abbia una vocazione principalmente agricola, sono un bel po' di
di secoli probabilmente che Milano non ha una vocazione principalmente agricola. Poi è del resto vero che la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia, su questo non c'è dubbio, oltre che industriale. Però insomma una vetrina come quella di Piazza del Duomo, più che per mettere giù 4 patate, effettivamente poteva essere utilizzata per lanciare, come dire, qualcosa di più tecnologicamente rilevante per il futuro, per far mostra di qualche tecnologia, di qualche impresa, diciamo, che possa portare non semplicemente, per carità, importantissima la coltivazione delle patate, però qualcosina insomma di più legato alla vera essenza di Milano poteva pure essere concepito, se no sembra che a Milano siano rimasti all'epoca del buttar giù le patate per esprimere il concetto dell'agricoltura, e non è affatto così, perché intorno all'agricoltura poi c'è tecnologia, ci dovrebbe essere, c'è tecnologia, c'è impresa e c'è anche alta qualità, high tech diciamo. Quindi in effetti si può essere d'accordo o meno, ma l'idea dell'orto può essere ampiamente criticabile, mentre ancora dall'Intraprendente vi segnalo la lettura di un altro articolo su Alitalia che abbiamo citato prima. Alitalia esce dalla finestra e Roma fa rientrare i debiti dalla porta, perché bisogna prepararsi come contribuenti a mettere mano di nuovo al portafogli, perché si crea un'altra bad company in Alitalia. Ve la ricordate la prima? La prima era già stata creata all'epoca in cui entrarono Colaninno e compagnia, gli altri soci, adesso sono le banche, Banca Intesa, principali azioniste insieme a Colaninno, nell'avventura Alitalia. Già fu creata una bad company, cioè una brutta società nella quale buttare i debiti. Adesso si ricrea, perché in questi anni, nonostante questi siano stati chiamati i salvatori della patria, i patrioti, i debiti si sono ricreati. E ora entrano gli arabi di Etihad, che non sono per niente fessi, e hanno detto: noi con i debiti e con gli esuberi, cioè con troppo personale, questa azienda non la compriamo. Quindi, caro contribuente italiano, pensaci tu a ripagare i debiti per l'ennesima volta, perché in realtà sono state create 2 volte bad company, ma nel corso degli anni quante volte è stato pagato il debito di Alitalia? Chi ci ha messo i soldi? Il contribuente. Ce li metterà ancora, perché giustamente, dal loro punto di vista, Etihad, Emirati Arabi, non si vuole prendere in mano e comprare una roba che è piena di schifezze. Le schifezze se le paghino per l'ennesima volta gli italiani. 1 miliardo di euro negli ultimi 6 anni ha perso la compagnia di bandiera, si chiamava così, l'Alitalia dei patrioti, dei Colaninni. Circa 500.000 euro al giorno. A pagare sarà di nuovo, ad accollarsi il fardello, sarà di nuovo il contribuente italiano. Lo spiega abbastanza bene, anzi molto bene e sinteticamente, Gianluca Veneziani su L'Intraprendente, che poi si occupa, e veniamo qui al capitolo Europa, si occupa della performance che adesso ascoltiamo subito, senza mettere tanto tempo in mezzo. Sentite un po', a proposito di Milano, che bel milanese. Cari cittadini milanesi, mi chiamo Marco Zambuto, sono il sindaco di Agrigento. Lei è una perla della Sicilia, come tante altre città. Potrei parlare di Palermo, Catania, Siracusa, Taormina. Lei è una terra di civiltà millenaria e di integrazione. Ogni anno un badalù dei vostri concittadini vengono qui a culto dell'ospitalità dei siciliani. Chi non game di sapori unici che tutto il mondo invidia? Cannon, granit, cassate, pasta di Armandol. I siciliani, e in genere tutti i meridionali, sono dei popoli accoglienti. Per questo mi bendisi nel vostro dialetto de venì chi. Chi vi aspetta il calore del sud, dei minga tra tutti i bal della Lega, che vorremmo un'Italia tagliata in due. E il calore che gemiti mi, e se vegnaru elet, difenderu in Europa, perché l'Italia è una sola, se può mica dividerla in due. Se può mica dividerla in due l'Italia, perché è una sola, de minga tratta i bal che la Lega. Marco Zambuto è sconosciuto al nord, scrive Enrico Reardo sempre sull'Intraprendente, a breve sarà molto più noto, merito di questo video elettorale girato in questi giorni. Zambuto è sindaco PD di Agrigento ed è anche candidato alle prossime europee, oltre che renzianissimo doc. Zambuto poteva scegliere di parlare in italiano, tanto più che si candida alle europee in Sicilia e Sardegna, in cui il milanese lo conoscono in pochi, scrive l'Intraprendente,
L'operazione apertura può funzionare, aiutata forse paradossalmente dall'accento sbagliato del sindaco. Del resto Zambuto non è nuovo a questi messaggi, perché tempo fa ne fece uno coi sottotitoli cinesi, in cui invitava gli amici cinesi a invadere il sud. Amici cinesi, invadeteci, era lo slogan sempre pensato dal pubblicitario Klaus Davi, come quello che abbiamo appena sentito. Secondo l'intraprendente però sono i contenuti che funzionano poco, perché in questo spot Zambuto non fa altro che riciclare il repertorio dei cliché meridionalisti, cioè al sud le persone sono più buone, sono accoglienti, il cibo è stupendo e così via. È insomma un po' la versione di quello che disse la signora Franca Ciampi, che addirittura fece le lodi della gente del sud, perché disse la moglie del Presidente della Repubblica Ciampi, la gente del sud era più buona e più intelligente di quella del nord. Il sindaco di Agrigento non lo dice esplicitamente, ma lo sottintende. E non è un caso che alla fine del video esorti a non credere a tutti i bal della Lega, che vorrebbe un'Italia tagliata in due, come dice lui. Come se, commenta l'intraprendente, l'autonomia o l'indipendenza del Nord fosse una minaccia alle indubbie qualità umane e culinarie del Mezzogiorno d'Italia. Il buon sindaco si stupirebbe nel sapere quanti autonomisti e indipendentisti fanno le vacanze al sud. Zambuto è conosciuto al nord, ma in Sicilia è una celebrità. Classe 1973, è nel Consiglio Comunale di Agrigento da quando aveva 20 anni, eletto con la Democrazia Cristiana. Poi, nella sua lunga carriera politica, ha cambiato la bellezza di 6 partiti. Nel 2007 è stato con la coalizione di centrosinistra, è stato eletto. Dopo appena un anno di governo, nel 2008, è passato, indovinate un po', al Popolo della Libertà, a Berlusconi, cambiando l'intera giunta. Dopodiché ha detto: forse ho sbagliato, ed è tornato indietro al Partito Democratico. Quindi nel 2007 centro-sinistra, nel 2008 PDL, dopodiché torna indietro e si ricandida nel PD nel 2012. Anzi, è passato nel frattempo con l'UDC, che però è alleata del centro-sinistra. Nel 2013, dopo la vittoria di Renzi, torna nel Partito Democratico come renziano. Questo è Zambuto. Se volete cercate su internet anche la performance in cinese, ce n'è una bellissima, fantastica, anche di Luca Barbareschi, incazzato nero con il sindaco Zambuto in questione, quando Barbareschi, l'attore, era ancora deputato del PDL, perché gli ha dato appuntamento ad Agrigento per presentare uno spettacolo e non si è presentato. Lì Barbareschi ha dato il meglio di sé, va detto, dicendo: ma sti siciliani, non so, ha generalizzato anche, dicendo delle cose peraltro vere, e dicendo: io ho appena rappresentato il Gattopardo, qui non è cambiato nulla rispetto al romanzo di Tommasi di Lampedusa, la Sicilia è sempre uguale, eppure ha ricevuto un sacco di soldi. E già, perché tra l'altro il sindaco Zambuto dimentica, facendo, diciamo, sottintendendo quella sua aria di superiorità che la moglie del presidente Ciampi aveva reso esplicita, come nota giustamente l'intraprendente. Lei, la signora Ciampi, l'aveva detto chiaro che quelli del sud sono migliori. Questo lo sottintende, però pensa la stessa cosa, fondamentalmente. In ogni caso si dimentica che il quattrino da dove gli arriva? I 13 miliardi di regalo, vedi alla voce residuo fiscale, che finiscono in Sicilia. Su YouTube vi potete documentare su questo signor Zambuto. Sì, lo so che è ora di mandare l'ultima parte del convegno di asimmetrie del professor Bagnai con il dibattito politico, lo mandiamo subito. Ci sarebbe da dire tante altre cose, perché Zambuto intervistato, anche questo lo trovate su YouTube, sui precari di Agrigento, un migliaio abbondanti di persone che non servono a niente ma che vengono stipendiate regolarmente. Sui precari non si discute, questi vanno tenuti perché sono essenziali, non fanno un tubo, però sono essenziali, tanto non c'è problema. La Sicilia riceve 13 miliardi di regalo all'anno, più o meno ogni anno, e si può permettere una valanga di dipendenti pubblici e di precari, anche inutili, anche mafiosi, perché per legge addirittura siamo arrivati al punto che da lì si andavano a pescare, cioè hanno fatto una legge per garantire l'assunzione da precari nella pubblica amministrazione ai carcerati e ai mafiosi, no? Tanto per dire che l'Italia è unita, unitissima. Il signor Zambuto, sindaco di Agrigento, neo-renzianissimo, dice che i precari vanno mantenuti, e infatti li ha mantenuti, perché la notizia è dell'aprile scorso, pochi giorni fa.
il 23 di aprile il comune di Agrigento ha stabilizzato i precari. Poi si fanno le prediche in milanese per far capire all'idiota che paga per gli altri che deve continuare a farlo. Comunque ci sentiamo, per quanto mi concerne, settimana prossima. Noi adesso sentiamo invece l'ultima parte del convegno di Roma 12 aprile con Matteo Salvini e altri ospiti, li abbiamo elencati tutti ieri. Li riconoscerete al volo, sono Guido Crosetto, sono soprattutto Stefano Fassina, vice ministro dell'economia, il quale Fassina è protagonista poi alla fine di questo incontro di uno scambio polemico con il professor Bagnai. Gli ospiti sono Alemanno, Fratelli d'Italia, Boghetta, Rifondazione, Crosetto, Fratelli d'Italia, Stefano Fassina del PD, Ignazio Messina, Italia dei Valori, esiste ancora, perfino c'è un programma per le elezioni europee, e appunto Matteo Salvini. Con Fassina poi c'è l'ultima parte che purtroppo si interrompe bruscamente, e il professor Bagnai si stava, come dire, accalorando in una discussione con Stefano Fassina, l'ex vice ministro dell'economia del PD. Comunque buon ascolto e per quanto mi concerne ci sentiremo settimana prossima, non so esattamente quale giorno, con la rassegna stampa e con Onda Libera, dopo l'asportazione dell'inutile menisco al ginocchio destro. Buon ascolto comunque. Però secondo me adesso ai politici toccherà prima o poi dire la verità, cioè gli toccherà dire abbiamo sbagliato, perché gli conviene dire abbiamo sbagliato piuttosto che dire abbiamo fatto apposta, perché diciamo le due opzioni sono queste, o hanno sbagliato o hanno fatto apposta. Allora credo che convenga serenamente dire, mentendo, di avere sbagliato, perché in realtà sappiamo, ce l'ha spiegato Giorgio, ma abbiamo le interviste di poi sul Financial Times, eccetera, eccetera, che lo hanno fatto apposta, e bisognerà cominciare a riflettere su come uscire. Io non sono molto convinto che si debba parlare di un'uscita da destra o di un'uscita da sinistra. Che si litighi fra capitale e lavoro fa parte della storia di un'economia capitalista. In questo momento purtroppo l'euro ci sottrae ciò su cui litighiamo, perché ci sottrae il prodotto, e quindi, caro Ugo, purtroppo tu sei la prima persona che mi sembra di capire convinta di uscire dall'euro, che fa questa distinzione fra uscita da destra e uscita da sinistra. Tutti quelli che la fanno in realtà sono dei gesuiti che non sono assolutamente convinti della necessità di uscire. Questo è un atteggiamento politico da evitare. E poi chiudo, un altro atteggiamento politico da evitare, oggi nessuno ce l'ha avuto e è un bene, è quello di identificare euro ed Europa. Chi identifica l'euro con l'Europa si prende la responsabilità di reazioni realmente nazionalistiche, realmente distruttive, perché l'Europa ha come Unione Europea tante cose che non vanno, ma bisogna anche stare un pochino attenti a non identificarla con il suo più grosso errore, che è indubbiamente l'euro. Fra 40 anni ci chiederemo perché lo abbiamo fatto, così conclude uno storico sul sito del Fondo Monetario Internazionale. Però è anche vero che quell'errore tragico che è stato l'euro, e di cui erano tutti consapevoli, perché basta leggere le dichiarazioni appunto che sono state fatte, rischia di travolgere con sé anche l'Unione Europea, proprio perché è stato un progetto così folle, e il pensiero di poter unificare attraverso arrivare all'Unione Europea, all'Unione politica attraverso l'Unione monetaria, è una cosa così sbagliata, profondamente sbagliata, fatta consapevolmente o inconsapevolmente che sia, ripeto, consapevolmente, ma che rischia di travolgere con sé anche tutta l'Unione Europea. Professor Gavronski. All'inizio del dibattito Matteo Salvini ha detto una cosa da cui vorrei partire, ha detto bisogna andare in Europa e dire va bene, o è così oppure usciamo. Due osservazioni, la prima è che questa a me sembra un atteggiamento corretto, perché noi possiamo anche uscire dall'euro ma non possiamo trasportare l'Italia in Nuova Zelanda, cioè con gli europei dobbiamo conviverci e quindi dobbiamo parlare, trattare anche in maniera accesa, trovare un modo per convivere. Quindi questo è il motivo per cui mi sono sempre domandato se la domanda usciamo dall'euro o non usciamo sia una domanda giusta. Forse è una domanda che va fatta in sede negoziale ai tedeschi. L'altra questione però che pone la frase di Salvini è questa: o è così oppure usciamo. Così come? Cioè io non ho
presente, i politici mi smentiranno, non ho presente un partito politico che abbia prodotto un paper di riforma dell'euro, una proposta globale di riforma dell'Eurozona, che significa partire dalla banca centrale, dal suo mandato, le regole fiscali, le regole per il riequilibrio delle competitività, quindi la sorveglianza macroeconomica, un problema molto complesso che tecnicamente sarebbe stato risolto, nel senso che ci sono queste proposte. Quello che Giorgia Lamalfa diceva all'inizio stamattina, dicendo che certe discussioni andavano fatte prima dell'euro, adesso è molto difficile farle, ma insomma, o noi cioè io mi aspetterei che i politici vadano dal signor Renzi con un paper di 80 pagine dicendo: questa secondo noi è la proposta dell'Italia che tu devi portare al tavolo dell'Europa. Dopodiché 80 slide al massimo, non le slide con i pesciolini rossi. No, perché le 80 pagine... Matteo, sei stato direttamente chiamato in causa e quindi entriamo nel secondo giro, a cui la domanda è appunto che fare? A Milano si dice... No, funziona, eccolo. A Milano si dice o Felè fa il tomestè, cioè il pasticcere fa il pasticcere e il calzolaio fa il calzolaio. Io faccio il segretario di partito e quindi cosa faccio? Ho chiesto, e lo ringrazio perché ci mette la faccia, a Claudio Borghi di candidarsi alle elezioni europee ed è lui che darà a me le risposte, perché io gli ho spiegato per 3 volte che gli sarebbero piovuti sulla testa le peggiori sventure. Si prepari a delle perquisizioni, a delle indagini, a delle intercettazioni, però è matto quanto basta per metterci la faccia e quindi di questo lo ringrazio. Io ricordo che Paolo VI diceva: servono in politica testimoni e non maestri, e quindi io testimonio un'idea. Come? Noi abbiamo fatto delle date del Basta Eurotour, domani tu sei complice di questa iniziativa di Matti e siamo a Bergamo domani mattina alle 10:30, che è partito a Firenze, fa Milano, Padova, professor Bagnai è diventato padovano d'adozione perché dopo il suo passaggio a Padova ha fatto strage di uomini e soprattutto di donne entusiasmate sulla via dell'anti-euro. E quindi quello che noi possiamo fare è essere virali. Abbiamo fatto un sito, costato niente, un po' di buona volontà, che è bastaeuro.org. Io prima di intervenire sono andato a guardare quanti click e ci sono stati in un mese 328.127 click di persone in Italia e nel mondo che hanno scaricato le 30 pagine dell'uscita dall'incubo. Quindi cosa fare? La politica deve far riflettere, deve mettere in circolo delle idee di controinformazione, perché io ricordo la prima volta che sono andato da Bruno Vespa e ho detto qualcosa di cattivo sull'euro, capelli dritti in testa, è stato come bestemmiare in chiesa, c'è stato un momento di gelo, hanno cercato di capire se dicevo sul serio, e quindi quello che adesso è patrimonio quasi acquisito, all'inizio era una cosa da depravati economici. Io quando parlavo in Confindustria di questi temi, adesso ci invitano per capire perché non vendono e perché a loro converrebbe. E quindi il cosa fare è divulgare, ragionare, riflettere, prendersi... Mi vuoi interrompere? Sì, ti voglio interrompere, Matteo, perché va bene, poi ti ragioni, è tutto giusto, sacrosanto, la testimonianza, l'attività, domani mattina sarò a Bergamo, Claudio Borghi, però io credo che in questo momento la gente, gli elettori non chiedano alla politica la testimonianza, chiedono la soluzione. Assolutamente, chiedono un modo una via, cioè oltre a dire cosa succede, quale via indichiamo. La soluzione la rubo a voi oggi. Io non credo al politico onnisciente che va al convegno dei balneari rovinati dall'Europa e fa l'operatore balneari, 2 ore dopo arriva al convegno dei calzaturieri e fa l'esperto di calzature e poi parla di fusione nucleare e finisce la sera parlando di calcio. Io ho fatto liceo classico e storia all'università. E di calcio quindi, te ne intendi?
e mi hanno rimandato in matematica, quindi voglio dire, sono l'ultimo che può venire. Il mio dovere, segretario del partito, è circondarmi o di leccaculo che mi danno ragione anche quando dico delle fesserie, o di gente che se dico qualcosa di sbagliato mi dà torto e in materia economica mi dà lui la via d'uscita. Io vado a cercare, a chiedere i voti in base al mio programma e poi metto in mano a un economista la soluzione. Quindi oggi sono parassitario, nel senso che oggi vengo qua a rubare, ascoltare, assumere, recepire, divulgare e trasformare in azione politica concreta. Il convegno di oggi, ma vale 18.000 trasmissioni televisivi, forum Ambrosetti o altro. Io il convegno di oggi me lo metto giù e la via d'uscita oggi l'avete assolutamente segnata. Sarà facile? No. Io ricordo che però ho fatto questo paragone l'ultima volta a Rai 3 e mi hanno dato del matto, perché io ho ricordato, mi sono andato a rileggere, grazie a voi, il processo a Galileo del 1633, quando gli dicevano questo è un matto, perché un matto, solo un matto può dire che il sole è fermo ed è la terra che si muove, tanto che lo condannarono alla biura e dovette recitare per 3 volte 7 giorni i salmi penitenziali, quindi è come se oggi chiedessimo a Bagnai di dire per 3 volte al giorno per 7 giorni l'euro fa bene, l'euro fa bene, l'euro fa bene. Galileo allora si autotutelò e abiurò. Fortunatamente io penso che chi è qua dentro, né Borghi, né Bagnai, né Rinaldi, abiurerebbero niente. Quindi io sono convinto che ce la faremo, andiamo a Bruxelles e gli facciamo un mazzo così. Grazie. Stefano Fassina. Nel tuo primo intervento dicevi ci rendiamo conto che così non va, è un passo avanti, ti faccio la stessa domanda, quindi che fare? Sì, a parte che io non sono convinto, non mi pare che ci sia la consapevolezza dell'affermazione che ho fatto all'inizio. Ho detto che l'euro e che l'attuale politica economica dell'Eurozona è insostenibile. Questa consapevolezza non è maggioritaria nel dibattito pubblico. Ci si dice invece che bisogna continuare, si fanno più riforme strutturali, si precarizza di più il mercato del lavoro, si fa più austerità e le cose andranno a posto. Questa è ancora la linea prevalente. Quindi la lettura dell'insostenibilità è un termine forte, vuol dire che andando avanti si rompe, non è una lettura prevalente. Dopodiché, attenzione, l'ho già detto l'altra volta in un convegno interessante quanto questo organizzato dalla Fondazione Gianni Alemanno, attenzione alle certezze. Guardate, questa storia dell'euro e l'Europa, un'uscita concordata dall'euro richiede un livello di cooperazione politica e di solidarietà politica non inferiore a quello che richiede fare le correzioni di rotta della politica economica. Perché qua, anche in una parte della discussione che ho sentito nel pomeriggio, noi usciamo e svalutiamo, gli altri guardano noi che svalutiamo, perché gli altri non hanno un interesse nazionale, solo noi ce l'abbiamo. Noi svalutiamo e gli altri ci lasciano svalutare del 20-30%, così noi diventiamo competitivi e loro cominciano a importare. Ma voi credete che se noi usciamo e svalutiamo gli altri rimangono a guardare? Fanno lo stesso. A me preoccupa perché dietro quest'idea della svalutazione, che appunto sostituisce la svalutazione del lavoro che è in corso oggi alla svalutazione, cioè il contrario, propone la svalutazione della moneta alla svalutazione del lavoro, c'è lo stesso modello mercantilista che è il modello della destra che si è affermato in questi anni, cioè che si cresce attraverso le esportazioni. Non è così, rimarrò vetero-keynesiano, ma se noi non affrontiamo la questione della domanda e pensiamo di crescere facendo una competizione nei confronti degli altri, andiamo tutti a fondo. Per quelli che la fanno facile su stare fuori dall'euro, guardate il Regno Unito, ha svalutato di quasi il 50% dall'inizio della crisi.
ha una politica di bilancio iperlassista, ha fatto circa l'8% di deficit negli ultimi 4 anni, una politica i lavoratori, la disuguaglianza in quel paese è peggio di quella che sta qua. Andate a vedere i dati sull'indice di Gini, andate a vedere i dati sui livelli di povertà, per cui, ripeto, non la fate troppo facile. Se fosse così facile che basta cambiare la denominazione del mezzo di scambio e abbiamo risolto i problemi reali, davvero bisognerebbe avere l'opinione purtroppo non è così. Allora che fare? A mio avviso bisogna spendere tutte le risorse politiche che abbiamo per correggere la rotta, e si può correggere la rotta, il problema non è l'euro, è la politica economica che ci sta intorno, perché se noi oggi riuscissimo a introdurre euro project bond per finanziare investimenti, se potessimo avere nei bilanci nazionali lo spazio per fare investimenti, se si riuscisse a fare delle politiche di aggiustamento simmetrico tra i paesi che sono in sovrappiù di bilancio commerciale a quelli che sono in deficit, noi potremmo trarre dei vantaggi importanti, perché guardate, lo so, sono assolutamente minoranza, ma mi capita spesso ultimamente, lo sono anche nel mio partito quando faccio questi discorsi, no? Perché poi appunto c'è invece chi dice che bisogna continuare ad andare avanti così, quindi mi sto abituando, sebbene rimango un po' a disagio a essere... Guardate, questa storia che si recupera la sovranità nazionale ricominciando a stampare moneta è una clamorosa puttanata. Ma è una clamorosa puttanata, nel senso che il mondo è cambiato, caro Matteo, mi dispiace. Mi denuncio. Io sostengo questa clamorosa. Ho capito, infatti la politica è bella perché si hanno opinioni diverse. Stefano, a proposito di opinioni diverse, mi permetti intanto di non commuovermi troppo per la tua solitudine, se penso a dove ero 3 anni fa? Come? E mi permetti di non commuovermi troppo per la tua solitudine se penso a dove ero 3 anni fa? Mi permetti anche... No, però io un po' mi sono commosso perché sai che ti sono vicino, però ti sono vicino fino a un certo punto, nel senso che tu appartieni a un partito che ci ha detto che 2 più 2 era uguale a 5 per circa 10 anni, 20 anni, 30 anni. Ora tu ti sei demarcato facendo una mossa molto coraggiosa, però se posso permettermi affettuosamente, come si dice a Roma, non t'allargà, perché qui non sei una platea, diciamo così, realmente televisiva. Questa lo sembra ma non lo è. Allora il fatto che tu proponga come facilismo e provincialismo la politica che stanno facendo gli Stati Uniti, il Giappone, chi ha detto Stati Uniti e il Giappone? Scusa, no, lo sto dicendo io, ti sto informando del fatto che gli Stati Uniti hanno sovranità monetaria e ne approfittano, il Giappone ha sovranità monetaria e ne approfitta. Mi fa piacere che tu sia concentrato sulle vicende del nostro paese, quello che ci aspetteremmo da un nostro politico. Purtroppo i nostri politici si sono concentrati un pochino più sulle vicende dei nostri creditori, però ti informo che nel resto del mondo quello che a te sembra facilismo è una normale prassi di politica monetaria. Gli Stati Uniti hanno una moneta sovrana, vedi? Appunto, guarda, c'è una cosa. E ci siamo. Sì, ma sono gli Stati Uniti, hanno anche un esercito. Cioè, per favore, se dobbiamo. Noi abbiamo vabbè. Guardate, se dobbiamo fare un dibattito, facciamo un dibattito. Ma la Corea del Nord l'esercito non ce l'ha. Infatti, il nostro obiettivo è fare la Corea del Nord. Perdonami, anche quella del Sud. Quella del Nord ce l'hai, quella del Sud che non ce l'ha. È un grande obiettivo. Peccato che non siamo davvero in televisione, se no l'Auditel qua avrebbe fatto un picco bestiale. No, ma sai perché? Siamo un pochino stanchi di sentirci dire queste cose. La Corea del Sud sarà il paese secondo per reddito pro capite nel 2050, senza aver fatto unione monetaria con nessuno e senza, diciamo così, certo magari le capiterà di fare la guerra, che ne so, magari con l'Alaska, chi lo sa, il mondo è strano. Scusa, però non mettiamola su questo piano. Alberto, se mi inviti, lasciami esprimere il mio pensiero Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi?